Amici bellini, De Laurentiis ha parlato ancora e visto che mi sono svegliato con tutti questi piccoli articoletti che mi arrivavano da tutte le parti con toni molto diversi, per esempio uno dice così, ve lo faccio leggere: De Laurentiis senza filtri al New York Times: se Conte vuole andarsene lo dica ora. Polemica incredibile. Se però vai a leggere le parole di De Laurentiis sono molto diverse, perché dice per esempio Conte non abbandonerebbe la sua creatura, non credo che lo voglia fare, nel caso lo vuole fare devo avere il tempo di... Quindi nella mia disperata volontà e tentativo di inseguire la verità per riportare i fatti, cominciamo. L'intervista al The Athletic, che è una costola del New York Times, che avviene perché De Laurentiis deve presentare ovviamente il documentario e invita i media nella sua villa di Beverly Hills. Quindi io mi sono messo là, ci sono anche dei piccoli video che sui social del giornale stanno uscendo, però non ho trovato un'intervista integrale come era quella fatta da Paramount Plus. Su alcuni argomenti lui ritorna, perché è giusto che se non tutti hanno visto, non ho visto molte visualizzazioni sul video della CBS onestamente, quindi è giusto che lui ribadisca le cose che voglia dire, una rivoluzione assoluta nel calcio secondo la sua idea, però alcune cose purtroppo, così come vengono riportate, così fanno parlare i tifosi a seconda di come vuoi leggerla, perché come avete capito la stessa frase detta in maniera riportata in maniera diversa ha un significato molto diverso. Quindi vi chiedo un like per il lavoro di sbobinamento. Io ringrazio il nostro Guido Gentile che mi ha mandato l'intervista integrale scritta, me la sono riscritta tutta per trovare praticamente 23 punti chiave di questa intervista. Saltiamo la roba da cinema e cominciamo con De Laurentiis che ribadisce che le partite sono troppo lunghe, che non vorrebbe l'intervallo e quindi ripete la storia di tempo effettivo 25 più 25 minuti, via gli attori, cioè quelli che si buttano a terra e fanno finta di essersi fatti male, e qua io e il presidente insieme andiamo con la bandiera antisimulazione. You cannot stay on the field, play as an actor, no, out. Poi aggiunge un altro dettaglio, i cartellini gialli e i cartellini rossi. Questo è interessante come idea. Invece di essere punitivi per il futuro, e cioè il cartellino rosso ti fa saltare, poi anche salti il resto della partita, ma salti poi la partita successiva, lui dice 5 minuti fuori per il giallo, 20 minuti fuori per il rosso. E mi ricorda un pochino quello che è il Senben, cioè come dice, il penalty box viene anche chiamato nell'hockey, cioè se tu fai un'infrazione vai nello sgabuzzino, diciamo, e resti fuori per qualche minuto. Poi dice che nel calcio ci sono pochi gol e quindi vorrebbe cambiare la regola del fuorigioco, cioè per pochi millimetri non puoi togliere un gol. Anche qua io ho sempre paura, ce ne accorgeremo, insomma, il fatto della luce, se alcune squadre, purtroppo io parto da un concetto di rivoluzione culturale. Questo video si sposa molto con quello che ho postato su Calcio Fluido, dove faccio un'analisi in base ai gol fatti, cioè non vince più la migliore difesa in Italia, vince il miglior attacco. Quindi la rivoluzione culturale si potrebbe fare sotto quel punto di vista, apprezzare chi ha un calcio più offensivo. Andatevelo a recuperare se vi va, quello là, vi lascio la scheda, perché è un'analisi proprio dei numeri del campionato, l'Inter, il Como, è tutto ha senso, tutto si può ricollegare. Poi ribadisce la questione di Conte e i tifosi in pre-season. Questa qua non mi fa impazzire come dichiarazione, perché non vorrei si stesse preparando il terreno per creare il nuovo demone, no? Il nuovo mostro, il nuovo traditore che il tifoso deve odiare, perché Conte non voleva i tifosi, io invece i tifosi li rispetto e nella pre-season ci devo stare i tifosi. Io aspetto di sentirlo da Conte, perché lui è molto disponibile con i tifosi, si ferma ogni volta a firmare autografi, a fare fotografie. Non credo che sia andata proprio così, chissà se lo sapremo da Conte. Dopodiché parla anche della MLS, del campionato americano, e dice io includerei anche il Sud America, facendo tutto un campionato tra Nord America e Sud America, e aggiunge anche che manderebbe 5 squadre delle migliori, quelle dell'MLS, ne fa fare la Champions League, quindi
una cosa inclusiva, un po' un macello, però vabbè, il problema è che dopo parla della Superlega e quella mi preoccupa un pochino. Ritorna sulle 16 squadre in Serie A con minimo 1 milione di fans, e qua c'ho un po' paura per il Bari, per esempio. Cioè, quanti fans ha il Bari? Andrebbe a sparire anche il Bari, oppure altre squadre un po' più piccoline che però hanno tutta la dignità di stare in Serie A e di fare grandi campionati. Vedi il Sassuolo, perché il Sassuolo dovrebbe scomparire? Per esempio, vedi la Serie B, chi riempie di più lo stadio? l'Avellino domina, flop di Empoli e Bari, quindi là bisogna vedere. E poi c'è una differenza tra quanti sono gli abitanti di una cittadina e quanti sono i supporters, perché se vai a prendere esempi come quelli là del Como o del Villarreal o del Monaco, sono cittadine piccolissime ma che sono arrivate a fare grandi risultati sportivi. Quindi io questa cosa dei tifosi, del numero dei tifosi, non la condivido troppo, perché non tiene presente il merito di squadre che si sono comportate bene e che meritano di fare la Serie A se stanno lì. I procuratori sono dei vampiri, e qua ritorna sulla questione di Kvara, e poi dice Conte will not kill his baby, cioè non credo intenda non ucciderebbe la sua creatura, perché questo Napoli è una sua creatura e quindi non credo che abbandonerebbe all'ultimo secondo. E qua purtroppo più che tranquillizzarmi mi fa ricordare che lo stesso Conte ha abbandonato la Juve poche settimane prima di un inizio del campionato, quindi lo ha fatto in passato. Uno spera che non lo faccia più, uno spera che il rapporto di amicizia e di stima che c'è tra i due, insomma, possa evitare tutto questo. Mi ricordo anche purtroppo quando De Laurentiis disse su Higuain, disse no, non lo farebbe mai, la Juve non pagherebbe mai la clausola, si scrivono solo cavolate, a Torino sanno che è una battaglia persa, la Juve non mi farà questo torto. E quindi quando all'epoca disse queste cose su Higuain, purtroppo lo sappiamo come è andata a finire. Poi quando parla di mettere insieme un po' le migliori squadre dell'Europa e cita 3 squadre dalla Francia, 4 dalla Germania, 5 dall'Italia, 5 dall'Inghilterra, 4 in Spagna, poi perché 5 dall'Italia e non per esempio 5 dalla Spagna? Chi lo decide? Che la Roma è più importante di un'altra squadra spagnola? Insomma, l'intervistatore dice questo assomiglia parecchio a una Super League, e De Laurentiis dice no, è una Super Championship, e gli fanno notare, questa poi è la paura mia, è che quando si parlava di Super League il Napoli non era incluso nel novero di queste squadre che dovevano fare questo super campionato. E De Laurentiis poi dice no, io poi parlai con Florentino Perez e non ero d'accordo perché non c'era il merito nella scelta delle squadre. E purtroppo qua sta la prima contraddizione veramente pesante, perché lui dice che invece vuole squadre solamente in base a quanti fans hanno e non parla più del merito. Quindi la sua rivoluzione, se va in atto quello che lui dice nel calcio, noi tifosi del Napoli rischiamo di rimanere fuori dalle logiche di un calcio internazionale solo dei più potenti, dei più ricchi e dei più seguiti. Bisogna tenere presente questa cosa qua, è molto pericoloso. Insomma, un'altra cosa un pochino non bellissima che ho letto è che The Athletic dice ci hanno invitato nella sua villa per il documentario dove si sono viste dozzine di fan. Dozzine. Purtroppo, vedi, dozzine di fan che hanno saltato e celebrato con De Laurentiis la vittoria col Milan, dopo ha avuto la cittadinanza onoraria dalla sindaca di Los Angeles. Dozzine non suona bene, che parliamo di 100 milioni di tifosi. E lo stesso di Athletic dice non è facile da accertare questo numero, e qua sull'articolo loro mettono proprio il link, dice non è un numero facile da verificare, ma il Napoli ha detto che 70 milioni di fans in giro per il mondo hanno guardato la parata, insomma i festeggiamenti che si fecero in città dello scudetto, con 200 milioni di views sui social media. Se hai 100 milioni di tifosi dovrebbero guardare la vittoria dello scudetto, ma questi non sono numeri che tu puoi mettere sul piatto, perché uno può anche guardare la festa senza essere tifoso del Napoli, uno può anche guardare
per apprezzare lo spettacolo della città, può anche non fregarsene del calcio, può anche essere un tifoso di un'altra squadra che se lo guarda lo stesso perché sportivamente si guarda, può essere anche uno che guarda incazzato perché magari un tifoso dell'Inter che ci è rimasto male, si chiama hate watching, esiste. Quindi anche qua di Athletic dice come si fa a verificare che sono 100 milioni di tifosi. Dopodiché si ripete che compra il Napoli per 39 milioni di dollari, sono passati di 1 milione. Poi della Reti si dice l'Italia non vive col calcio, c'è il turismo, c'è la moda, c'è il cibo, c'è il buon vivere, però se salti i 3 mondiali qualcosa da cambiare ci sta sicuramente. E qua dice una delle cose che mi piace di più di tutta l'intervista, e cioè l'introduzione della match analysis nel sistema scolastico. Cioè all'interno di quello che si studia, la geografia, la storia, ci metti un'ora per esempio di analisi del calcio, e questo ti potrebbe aiutare a crescere dei fans più preparati e anche i futuri allenatori più preparati, che non devi andare per forza a Coverciano per studiare il calcio, ma se cominci dalla scuola ti puoi appassionare, può diventare anche un futuro lavoro. Questo per esempio mi sa di rivoluzione culturale veramente. Quindi io prenderei questa cosa nello specifico, ma questa cosa qua come articolo riportato non lo troverete. Più che altro troverete sembra quasi che sai poco. Allora, che magari veramente si dice che Infantino uccide anche i miei soldi parlando delle troppe partite, delle 70 partite che ogni giocatore deve fare, e che se San Marino ha lo stesso valore in termini di voti dell'Italia o dell'Inghilterra, ovviamente le organizzazioni cercano di mettere più squadre possibili per avere i voti e per essere rieletti, e questa è la stortura politica del calcio. Poi altro punto dove io sono d'accordo: accettare solamente club sani, quindi senza debiti, o società senza volto che non si capisce da chi sono gestite. Questo è un punto che sarebbe fondamentale e bellissimo. Se non te li puoi permettere certe spese, non le fai. Non è che vai in debito perpetuo e poi le altre squadre che non lo possono fare non possono competere. Su questo qua, questa anche sarebbe una rivoluzione non tanto culturale ma politica importante. Però poi ci aggiunge no alle piccole città che hanno meno di 50.000 abitanti, e là non mi trovo d'accordo. Che per esempio se il Como ha circa 83.000 abitanti, però viene comprata da una società che investe bene nei giovani, un allenatore in rampa di lancio, fanno molto bene e fanno meglio di squadre più blasonate e rappresentano ad oggi la migliore espressione calcistica che abbiamo in Italia, ma perché dovremmo escluderli a priori da una competizione solo perché la cittadina è piccola? E questo è il Como. Ma poi abbiamo il Villarreal che 50.000 ma arrivano a vincere coppe europee, abbiamo l'esempio del Monaco, abbiamo l'esempio del Bastia, finalista della Coppa UEFA, 48.000 persone. Poi ci sono anche squadre che magari, prendo l'esempio del Sassuolo, un altro comune piccolissimo, dove magari loro fanno bene il calcio, fanno in modo di salvarsi senza grandi problemi, magari non possono competere per andare nelle competizioni europee, ma la loro tranquillità ti può permettere di far crescere dei giovani o dei nuovi giocatori che magari in altre squadre non troverebbero spazio, che però escono e le squadre se li possono andare a prendere poi dopo quando sono diventati importanti. Quindi perché uccidere delle squadre piccole che meritano sul campo di esistere e che ti portano avanti anche il discorso? Faccio un altro esempio, l'Udinese, altra città piccola, Udine, però cacciano i Di Natale, cacciano il 3-4-3 di Zaccheroni dell'epoca, e sì, esistono veramente. Perché fare così? E poi non ti conviene, perché puoi fare la voce grossa tu Napoli in Italia, che sei una grande città, però se poi ti confronti nella Super Championship diventi la più piccola di tutte quelle potenze internazionali, quindi poi resti escluso, non conviene. Come il discorso del minimo 1 milione di fan, della Juventus cita la Juventus, l'Inter, il Napoli, il Milan e la Roma, escludendo la Lazio, escludendo il Como, escludendo il Palermo, che invece è una squadra che mo sta provando a risalire dalla Serie B e che può vantare una fanbase importante, tanto è vero che il gruppo City si è preso il Palermo e possono pensare di investire e con una programmazione seria di rimanere poi stabili nella Serie A. Se tu li uccidi subito, non gli dai questa possibilità. E poi, quando parla della Super Champions, e cioè di un campionato itinerante
tipo la Champions League, ma con quelle migliori squadre dei primi 5 campionati, sperando che l'Italia resti tra i primi 5 campionati, perché potrebbe tranquillamente superarci il Portogallo, potrebbe tranquillamente superarci la Turchia. E dice poi il resto delle squadre che cosa fanno? Il resto delle squadre prendi i migliori della Serie A, prendi i migliori della Serie B e hai la nuova Serie A. Che vuol dire? Che significa? Beh, noi che poi andiamo a fare la Super Championship per diritto di tifo, perché chi decide che la Roma è meglio della Lazio? Chi lo decide? Quindi poi la Serie A la uccidiamo e prendiamo il Cosenza, il Catanzaro della Serie B, la mettiamo a fare la nuova Serie A. E chi se la compra? Quella Serie A senza la Juve, senza il Milan? Capite che non è possibile. Dopodiché parla anche dell'altalenante rapporto coi tifosi. Lui dice sono i miei clienti, e qua ribadisce una cosa su cui io sono molto d'accordo, che da presidente io devo rimanere equilibrato e non devo fallire, e con questo loro devono essere tranquilli che con me non succederà. E poi dice che i giocatori sono tutti mercenari, che non pensano alla maglia, pensano ai soldi. Un po' anche lui pensa ai soldi, ma è giusto che lo faccia, sia chiaro. Un'eccezione, lui cita Hamsik, che è rimasto con noi per sempre, e anche qua però non gli abbiamo fatto una festa d'addio, se l'è dovuta fare lui nel suo paese, organizzata da lui, chiamando Calcio Napoli 24 per coprire un pochino mediaticamente la cosa. Vabbè. Poi si ritorna sui 200 milioni di Kvara e Osimhen. Big mistake, ritorna sull'articolo 17 e quindi su quel ricatto, insomma. E disse Conte era d'accordo a cedere Osimhen ma non Kvara, e avrei dovuti venderli all'epoca insieme. Io posso anche essere d'accordo a posteriori, ma alla fine Kvara ti ha dato almeno quel girone di andata che ti ha portato dei punti, che ti ha permesso di vincere quello scudetto. E io ho anche pensato che poi la cessione di Kvara a metà anno possa aver dato anche una spinta al resto della squadra a dimostrare: mo ti faccio vedere io che non ho bisogno di Kvara per vincere lo scudetto. Potrebbe anche essere stata una cosa positiva. Intanto ci siamo presi i gol che Kvara ha fatto nel girone d'andata e basta. Poi dice Conte Full Metal Jacket, agone decisamente azzardato a livello cinematografico. Là lascio a Guido le considerazioni del caso, ma dice è perfetto per governare questi ragazzi che poi guidano Ferrari, fanno errori eccetera eccetera. E qua si torna indietro, non si va in avanti, perché lui dice servono più gol, deve essere più spettacolare, i ragazzini si annoiano. Però dice Conte è bravo perché sa difendere, e quando difendi vinci. Se invece pensi solo ad attaccare probabilmente perdi. Allora che vogliamo fare? Vogliamo vincere? Vogliamo lo spettacolo? Vogliamo cambiare a livello culturale il calcio? Oppure vogliamo rimanere ancorati al non prenderle e poi probabilmente vinciamo? E vedi? Non può essere. E per quanto riguarda, insomma, infine il discorso di Conte in nazionale, prima di tutto De Laurentiis ripete che non c'è ancora il post Gravina, e poi Conte è una persona seria che non abbandonerebbe. Se vuole abbandonare me lo deve dire adesso, in modo tale che io ho aprile e maggio per poi sostituirlo, ma non credo che lo voglia fare, e quindi rimaniamo appesi a questa cosa. Io l'anno scorso, insomma, avevo molta paura di un abbandono, soprattutto post scudetto, e invece Conte ha dimostrato non fa niente, non è che lascio da vincitore, rilancio e resto in sella. Ero abbastanza tranquillo sentendo le parole di Conte, ma tutte queste parole di RDL che si rincorrono, un po' di dubbi me li stanno facendo venire. Onestamente non so cosa aspettarmi. Andare in pensione? No, quando mai? Preferisco morire, eccetera eccetera. Al massimo torno al cinema per fare un grande progetto che mi voglio togliere, o passo la società ai miei figli, o se i figli non sono interessati poi la vendiamo. Ma mi piace il lavoro più di giocare a golf, più di giocare a tennis, più di stare in vacanza. Insomma, questo è, spero di non aver dimenticato nessun punto fondamentale. Poi se ci sono cose che portano a polemiche più importanti, per esempio ho letto che c'è stata anche la reazione dell'associazione degli agenti dei calciatori alle parole di denuncia di De Laurentiis. Dice se poi metti in mezzo questa cosa o fai i nomi e denunci alle autorità, oppure è una cosa gravissima. È un concetto che mi sento di sposare appieno. Se vogliamo veramente cambiarle le cose,
le cambiamo e mandiamo tutti in manette. Altrimenti facciamo parte di un sistema che è in marcio e continuiamo a marciare. Fatemi sapere se ci sono dei punti specifici che vi hanno colpito, punti in cui siete d'accordo col presidente, punti in cui non siete d'accordo. Io purtroppo quando lo lasciano a ruota libera, specialmente poi nell'altra lingua, immagino quanto sia ancora di più un fiume in piena che prende gli vengono delle idee. Mandiamo le squadre della MLS in Super Champions, la dice e così impressiona anche chi lo sta intervistando, dice: da dove l'ha presa questa idea? Il visionario. Però mentre questo flusso di pensieri si sviluppa, come vedete, escono fuori alcune contraddizioni in termini che non reggono. Se questi cambiamenti fossero andati in atto una decina di anni fa, il Napoli non sarebbe stato incluso in nessuno di questi bei campionati e di queste grandi idee. Quindi io sono contento che nessuno abbia avuto queste idee 10 o 20 anni fa, altrimenti questo canale non esisterebbe e non credo ci sia una consapevolezza seria di quello che è il calcio. È lo stesso discorso dei gol che ogni tanto qualche americano qui mi dice: nel calcio si segna troppo poco, per questo mi annoio. E per ogni gol ha un peso specifico talmente importante che noi ci ricordiamo singoli gol anche di tantissime stagioni passate, mentre se fai 100 punti alla volta perde anche un pochino il senso dello sport. C'è la Kings League, i giovani, vediamo se i giovani seguono la Kings League più della Premier League e allora capiamo che dobbiamo adeguarci. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. C'è la Champions, non sarà di 25 minuti effettivi, ma onestamente io me la vedo, perché secondo me l'obiettivo dovrebbe essere giocare meglio e quindi lo sport diventa più divertente, non adeguarci ai giovani che scrollano il TikTok come se fossero degli automi.